Mi piace, come prima mi chiedevi, della casa editrice Gazebo, la grande attenzione con Mariella e Gabriella per ognuno di questi versi, il ritornare alla fatica dello scrivere, ripensare, e quindi questo prodotto, una casa editrice in cui è proprio da esaltare l'amore per il libro, dalle immagini alla composizione, al contenuto. Per passare ora ad un momento in cui in questa città, una città spesso che è la città dei non luoghi, una città in cui si apre un respiro di solidarietà, la via del carcere. Segna il nostro passaggio il rumore dei chiavistelli, delle grandi porte di ferro, la luce è quella degli sguardi che si incrociano, interrogano, prendono le misure dell'altro. Il calore è nella voce di Paola. Al centro del refettorio canta, accompagnata dalla chitarra. La bellezza nel volto delle ragazze, piovute da mondi lontani, che battono lievi le mani. La visita ha il calore, la visita ha il colore della musica. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, dunque abbiamo detto Florentia anche come luogo delle radici, come tuo luogo delle radici. Che cosa intendi in questo senso? Essere fiorentino vuol dire aver respirato, aver immedesimato una cultura, un senso di questa bellezza profonda. Da parte mia sono nato in una famiglia popolare e nessuno aveva fatto studi al di là delle elementari. Però quasi ogni domenica mia madre mi portava a visitare una chiesa, a visitare un museo. Non c'era evento che ci fosse in Piazza della Signoria, in Piazza Santa Croce, nel quale che non ci vedesse, e quindi questo avere nel sangue questa bellezza. Allo stesso tempo la vita della corte, la mia infanzia trascorsa nella corte, però voleva dire vivere vicino o dentro la bottega dell'artigiano, e quindi il falegname che costruiva o ricostruiva il mobile antico, o il pittore che dipingeva, e tante altre cose. La corte è il cortile dove nella si periferia. Della periferia, ecco, no, perché corte è un termine proprio tipicamente aulico anche, sì, per cui sembra vivere a corte. No, invece per te proprio è il cortile dove c'era l'affaccio di tutte le case, di queste case di periferia, quindi dove tutti i bambini giocavano, le donne. Una dimensione normale della giornata era vivere nel cortile. Nel cortile, sì, come nella piazza, diciamo, dei piccoli paesi, quindi erano luoghi dove appunto si riunivano i bambini, le donne, gli uomini per parlare delle loro cose, e quindi la corte in questo senso, sì. E far parte di Firenze per me vuol dire anche aver vissuto questa particolare socialità di Firenze. Quindi io ho alcune esperienze, fra cui faccio parte della redazione di Testimonianze, e questo vuol dire l'attenzione a tante cose, dai diritti umani ai diritti dei deboli, eccetera, eccetera. Spesso in questi non luoghi si accendono segni di umanità, di socialità. Alle Cure, per esempio, un quartiere che frequento perché abita mia figlia, c'è il sottopassaggio delle Cure che viene tenuto in ordine da persone ex carcerati che tengono in perfetto ordine questo grande sottopassaggio,
credo che nessuna donna, nessuna persona anche anziana la sera ha timore a passare, perché c'è un tessuto sociale, c'è che protegge, fra l'altro anche bello, perché ci sono i giovani che lo dipingono, i graffiti di questo sottopassaggio sono famosi. Sì, sono famosi, infatti è vero. E questo è un bellissimo esempio di come si può essere capaci con la solidarietà tra le persone di rendere la vita migliore. Sì, sono motivi che ho cercato di riprendere anche nella mia poesia, insomma, questo essere di Firenze. Sì, perché certe volte si dice fiorentini e si pensa in maniera, cioè ai fiorentini in un certo modo, no? Cioè il fiorentino è sarcastico, il fiorentino ha quella crudeltà che non è facile accettare, no? Cioè, sì, perché sì. Dice le cose in un certo modo, non è diretto, ma anche in più è anche sarcastico. Quindi sì. le due cose insieme certe volte possono fare male, possono addirittura uccidere. Io quando sono arrivata a Firenze per l'alluvione, sono venuta la prima volta, insomma, e ho incontrato lo spirito dei fiorentini, da friulana è stata una specie di impatto veramente non facile, perché i friulani sono persone che non hanno il senso dell'ironia, per esempio. Quindi è stata una bellissima scoperta che mi ha cambiato anche nel carattere, perché per poter resistere bisognava che imparassi o sei forte o prendi le misure sì, ma ancora oggi quando si dice sei fiorentino, a parte che i fiorentini sono sempre meno, però è proprio una tipologia, è una cultura, ecco perché dicevo, no, la Firenze delle radici, perché evidentemente tu senti in modo forte e quindi la socialità dell'isolotto, la socialità di Santa Croce dopo l'alluvione, di Rifredi, questo insomma l'ho vissuto e mi sento su questo versante. Sì, poi nei quartieri questo è particolarmente forte, i vecchi quartieri di Firenze proprio questa socialità era fortissima, no? Da San Frediano, piuttosto io conosco San Nicolò perché mi sono fermata lì per aiutare durante l'alluvione, anche lì appunto l'artigiano, il piccolo commerciante, l'artigiano avevano appunto questa partecipazione alla vita l'uno dell'altro, un aiuto reciproco che purtroppo molto di questo si è perso. Io spero che si possa recuperare, perché questi sono quei valori che hanno, cioè gli unici valori che hanno senso, e anche il senso di questa casa, se ci pensi, no? Le cose che si organizzano proprio con questa lettura, no? di essere insieme, a fare qualcosa insieme dove non c'entra nulla il denaro, non c'entra nulla appunto l'autoreferenzialità, dove non c'entra nulla la vanità, ma si fa per un impegno nel quale crediamo. Io lo vedo molto rivivere intorno alle scuole, queste nuove generazioni, se Dio vuole, intorno ad alcune scuole, soprattutto là dove ci sono insegnanti in gamba, insegnanti animatori, eccetera, questo spirito è presente, sorprende, mi fa piacere, sì. È vero, è possibile, questo è anche un dato che ci dà speranza, quella speranza di cui parlavi prima, no? Forse siamo anche portati ad un'utopia come persone noi, no? Perché la parola utopia l'ho letta più volte ed è una parola che uso anch'io, cioè non tanto la parola sogno quanto la parola utopia, cioè questo mirare sempre molto comunque in alto, anche per poi la realtà ti riporta con i piedi a terra, però se non hai questa visione veramente molto alta delle cose, la realtà poi ti distrugge, quindi bisogna mantenere intatta un'utopia forte. Senti, continuiamo su questo viaggio e con il libro che si intitola poi Itinera. Chi è questa bimba? Questa è mia nipote, ecco. Marta. Siamo a Forte dei Marmi. Questo è un libro pubblicato con Masso delle Fate. Masso delle Fate nel 2007. E da questo libro cosa ci leggi? Ecco, riprendo il motivo del cortile e quindi la poesia La corte. I viaggi di ogni tempo iniziano dalla corte della mia infanzia, magico quadrato di terra, fra case cadenti, chiuso da un cancello di ferro aperto sul mondo.
Nel magico quadrato si scioglie il racconto dei viaggi, affiorano per primi i ricordi dei padri, di ritorno dalle guerre sofferte in ogni angolo del mondo. Il racconto infinito si confonde con i miti, le scoperte di Ulisse, le spedizioni nel Bengala e all'isola di Mont Prechem, nella scatola da scarpe, cartoline e foto sgualcite. Con la scatola dei sogni in mano ho superato il cancello di ferro. E quindi questa dimensione del viaggio per scoprire sempre nuovi paesaggi che mi hanno molto affascinato, quelli del deserto. Fra questi Matmata, nella poesia La città luna. La luna mostra il suo volto a Matmata, la città nel deserto del sud, dalle case scavate intorno a profondi crateri. La luna mostra il suo volto nelle dune di sabbia rossastra, nelle colline bruciate dal sole, seguendo fresche gallerie scavate dalle origini del tempo, sono sceso al riparo per la sera. Nella notte di stelle disteso sulla stuoia mi sento felice, vicino al cuore della terra. E questo libro, in questo viaggio per varie terre, si chiude con Capo Nord. Capo Nord. Ogni viaggio finisce a Capo Nord, ai confini del mondo. La tundra deserta termina sulla vertiginosa scogliera. Il gelido vento dell'est spinge banchi di nubi su Capo Nord. Il sole tramonta a mezzanotte nel mistero di una rosea nebbia. Una magia solleva le nubi per un momento infinito. Il mare vasto di onde, senza alcun riparo di terre, brilla a Capo Nord. Una fredda paura mi invade a Capo Nord, davanti al mare sconosciuto. Un nuovo viaggio comincia nel grigio mondo dell'angoscia. Ecco, un'altra parte interessantissima della tua scrittura riguarda anche il mettere insieme scrittura, questa contaminazione che fai con la musica. Quindi in realtà sei un autore multimediale, perché ti occupi c'è una parte visiva in te, c'è una parte sia visiva sia nel senso della fotografia, sia nel senso del mettere anche insieme immagini fatte comunque da altri, quindi tu hai questa vicinanza e questa collaborazione con... Sì, Enrico Guerrini, un giovane che ha fatto studi importanti all'Accademia, è interessato dalla scenografia, è interessato nel rapporto anche fra la sua pittura, la scenografia e la musica. La musica, un amore nato, un amore da sempre, un amore nato abbastanza così di recente? Si può dire che è un amore da sempre, perché in questo cortile di cui si parlava, la musica era una costante. Le persone cantavano, le radio erano sempre accese, c'erano grandi appuntamenti per le opere che si davano per radio o per le canzoni del Festival di Sanremo a sempre. Ho avuto la fortuna di fare la comparsa al Teatro Maggio Musicale e quindi con grandi registi da comparsa ho visto nascere, svilupparsi grandi spettacoli, fino a un lavoro, Salomè, fatto con il regista Pintor. Ora sono un abbonato, una persona che partecipa e presenta a tutti i concerti dell'opera di Firenze.
e anche alla radio seguo la musica e mi piace, mi affascina questa struttura delle sinfonie, del concerto, questo essere divise in tempi, questa scansione che hanno, e all'interno di ogni tempo un movimento. Vi è come nel romanzo si parla del flusso della coscienza, e qui si parla anche di motivi che vengono lanciati, sviluppati, ripresi in varie forme, fino a un trionfo, fino al silenzio, eccetera. Questo mi interessa, cerco di portare questo eco in alcune delle mie composizioni. Quindi il libro concerto, sempre delle edizioni Gazebo, ha con all'interno appunto i disegni di Enrico Guerrini, è del 2013, quindi un'opera recente. E da questo libro cosa ci leggi? Ecco, questa lettura, Sinfonia per Populonia, quindi Populonia, questa città etrusca, il mondo degli Etruschi, il quarto tempo, autunno, e dell'autunno il tramonto. Labirinto, antro del Minotauro, spazi grigi di pietra, al centro l'enigma. Ti vesti di parole, piovono dal canto, spuntano nel giorno, coriandoli di colore, bolle di sapone si gonfiano, scoppiano nell'aria, riappaiono dal nulla. Lettere piovono dal cielo, piccole, grasse, lettere suonano, sibilano, gracchiano, lettere in fila, i vagoni di un trenino conquistano un senso, diventano parole. Ti vesti di parole sempre nuove, mi spoglio di parole sempre nuove, volano via i nomi dalla stanza della mente, rimane l'ombra dei vestiti appesi. Se il nome riemerge è festa, l'incontro un amico ritrovato, al centro della mente si innalza la dimora raggrinzita dell'io, la porta aperta per l'ultimo volo. Il secondo movimento, memorie. Labirinto, conoscenza, il filo d'Arianna, nelle mani di Teseo legame d'amore. Scivolano i ricordi, la colonia una nave arenata fra le dune del mare, si alza la torre dell'acqua, sulle chiome dei pini, le raffiche del vento invadono i corridoi. Irrompono i ragazzi, sono un punto, la testa rapata sugli occhi celesti, in mano la valigia, corredo, costume, magliette, mutande, arriva dal piazzale il canto dei ragazzi. Bambini scendono seguendo il maestro, le braccia nel vento, sulla neve le spira di un serpente, li seguo dal rifugio, spariscono fra gli alberi.